Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dalla mascherina, presenteremo niente poco di meno che le risposte alle domande che mi avete fatto sul diario e nei vari gruppi dove ho postato questa possibilità di fare delle domande gratuite. L'importante è che abbiate messo sia il nome e cognome e la data di nascita, bene chiara, Quindi iniziamo prima dal mio diario e poi vediamo nelle altre postazioni chi ha fatto delle domande, almeno le prime 6 sono gratuite chiaramente. Iniziamo con Olga Merolli, vediamo bene, Olga Merolli, 23/3/1986, arriverà un lavoro entro un mese, nel senso se riceverò una chiamata o ne troverò uno che fa per me. Vediamo, prendiamo il nostro pendolino, concentriamoci su Olga Merolli e vediamo se arriverà entro un mese o se riceverà una chiamata. Concentriamoci bene. Per il momento, vedi Olga, il pendolino purtroppo sembra indecisissimo e poi per questo mese sembra che c'era una possibilità, però purtroppo qualcosa che andava esattamente bene per te sembra che si sia ritardato un po', Anzi, guarda, Olga, faccio anche così, provo una stesa di Sibille al volo per vedere se effettivamente questo mese è down, 2, 3, 4, 5. Insomma, questo mese, vedi Olga, in questo mese specifico ci sono purtroppo delle situazioni in marzo non troppo positive. Disgrazia, gran consolazione, vuol dire che praticamente ci sarà un blocco, avrai dei dispiaceri e qualche nemico contro, ci avrai qualche nemico contro, però hai qualche soddisfazione, quindi direi che ci sarà qualcuno che le verrà contro perché vedi il nemico, però tu avrai qualche soddisfazione qua. Quindi prendi questo mese come un mese di attesa e di preparazione per i prossimi mesi che arrivano. Non demotivarti, ma sappi che avrai qualcuno, certamente avrai tanti nemici, nemico qui, vedi, lavora contro di voi, c'è qualcuno che sta lavorando contro di voi e vi porterà un pochettino di cattive notizie, però attenzione perché avete qualche soddisfazione in arrivo, Olga. Quindi per questo mese io direi entrante, direi che non bisogna aspettarsi grandi cose. Bene, vediamo la prossima domanda. Maria Luisa, come andrà a buon fine? Scusate, Chiara Capone, no, scusate, guardo meglio. Maria Luisa Pepe, 11/2/69, volevo sapere se questa situazione economica lavorativa si raddrizza, grazie. Vediamo un po'. Questo periodo qui breve, Maria Luisa, mi dispiace, ma anche te per il momento sembra ancora che ci sia qualche piccolo blocco. Niente, anche per Maria Luisa Pepe la situazione è bloccata. Vediamo per Chiara Capone. Andrea Bonfine lavora a Londra, Chiara 15/9/79. Concentriamoci su Chiara Capone 15/9/79, se andrà a buon fine il lavoro a Londra.
purtroppo sembra che ci siano anche lì dei blocchi molto importanti, quindi Chiara, il lavoro a Londra sembra un po' impegnativo, quindi non disperiamoci. Comunque per il momento la situazione sembra che non vada a buon fine. Bene, andiamo alla prossima. Anna Falanga: ciao Marietta, vorrei sapere se il mio messaggio telepatico è arrivato al destinatario, grazie. Sono nata il 7 luglio 81, la persona il 15 87. Vediamo se il suo messaggio telepatico è arrivato a buon fine, di Anna Falanga. Direi proprio di sì, è arrivato a buon fine. Sì, non so che messaggio era, ma il pendolino dice che ha centrato l'obiettivo. Complimenti, Anna Falanga. Bene, passiamo alla prossima domanda. Paola Morelli: buonasera, come andrà con Enrico 24769 e io 24679? Enrico manca il cognome, quindi io presumo che Paola Morelli sia il nome e il cognome giusto, e vediamo se non mi aggancio a qualche altra linea energetica. Faccio domanda, se sì è buono, se no un disastro. Vediamo un po'. Paola Morelli, direi che insomma, visto così alla distanza, non sarà sicuramente qualcosa di eclatante, ecco, diciamo così. Diciamo che sarà una cosa un po', magari anche solo un fuoco d'artificio, ma niente che faccia presagire qualcosa di molto duraturo e positivo. Bene, vediamo la nostra Lidia Gallo. Grazie, chiedo se Marco 23166 ama Lidia 6764. Vediamo un po'. Se la nostra Lidia è amata dal Marco. Io non so, perché non so il cognome del Marco, quindi non vorrei agganciarmi a una linea energetica praticamente che non è questo Marco, però insomma sembra proprio che non è neanche il momento di fare questa domanda. Vedete? Questo non è il momento di fare questa domanda. Non è né un sì né un no, è un periodo di stallo. Vedete? Bene, passiamo alla Stefania del cambio. Stefania 18 4 85, Giuseppe 25 5 82. Prova di sentimenti per me. Direi proprio di sì. Non ho messo giù neanche il pendolino e subito mi dice sì. Stefania del cambio, sì, Giuseppe, prova proprio dei sentimenti per te e molto solidi. Bene, andiamo avanti, Andiamo avanti e vediamo altre domandine che ci sono qua. Scusate un attimino che mettiamo bene a fuoco qualcuno che le aveva già fatte prima di voi. Ecco, Coletta Simonetta, vediamo. Mio figlio Daniele 26 9 84 troverà presto un buon lavoro, grazie. Vediamo un po'. Coletta, per il momento la cosa sembra bloccata, sembra bloccata. Sì, la cosa sembra bloccata, Faccio anche per Coletta velocemente un giro di Sibille, tanto per vedere
come per il figlio, vediamo un po', perché sul lavoro chiaramente ci tengo che i miei amici che mi scrivono siano ben serviti. Vediamo un po'. Anziità, sacerdote, ammalato, artista, belvedere. E vediamo che in questa ricerca di lavoro ci sono delle buone prospettive, perché vedo che c'è un artista, qualcuno che cerca di aiutarlo, e anche sacerdote, però purtroppo ci sono tante persone che lo ingannano, e quindi non deve essere abbattuto moralmente, però lui avrà una buona notizia in arrivo fra non poco, fra non molto, scusate Coletta. Quindi non disperare, perché vedo che ci sono degli aiuti. Sacerdote e artista, che vuol dire una persona geniale che verrà in aiuto, quindi avrai delle notizie bene, ma nell'immediato non vedo un grande aiuto. E adesso chiudiamo con Claudia Giusti, la nostra Claudia, molto, che ci segue sempre, una colonna ormai dei vari gruppi. La nostra Claudia Giusti, vediamo se il Daniele è innamorato di Claudia Giusti. Direi che il Daniele 19472 è innamoratissimo della Claudia Giusti, perché vedo che il pendolino va sul sì, un bel sì deciso. Quindi Claudia, non so chi è il Daniele, però mi sembra, non so neanche il cognome, quindi praticamente non posso essere sicuro al 1000%, però vedo che questo Daniele è innamorato della nostra Claudia Giusti. Bene, cari amici, adesso finisco qui, perché ho già superato le 6 domande che mi avete fatto. Quindi vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!